Buonasera e bentornati a Missione Mondo. Con la puntata di oggi iniziamo una nuova stagione di Missione Mondo, la rubrica che racconta le voci di chi dedica il proprio tempo all'avventura dell'incontro con l'altro. Potremmo definirla così, a tutte le età, giovani e non solo. D'altra parte il titolo della giornata missionaria mondiale di quest'anno è Giovani per il Vangelo, ma non è la gioventù anagrafica, non è l'età anagrafica, ma è la gioventù del cuore. Ne parla padre Giulio Albanese, direttore di Popoli e Missione, nel documentario realizzato quest'anno da Missio Italia, l'organismo della CEI in preparazione della giornata missionaria mondiale che quest'anno si celebra il 21 di ottobre. In particolar modo padre Albanese ci porterà in 4 situazioni diverse nel mondo, in particolar modo il Congo, l'Etiopia, la Tanzania e l'Argentina. I protagonisti ci condurranno in questo tema con un messaggio molto chiaro: il Vangelo rende giovane chi lo pratica e lo segue. Ma perché è stato scelto proprio questo slogan, Giovani per il Vangelo? Lo chiede proprio padre Albanese nel documentario che vedrete tra poco. Ebbene, c'è un sinodo dedicato ai giovani che è iniziato proprio oggi, questa mattina la messa del Papa e poi il pomeriggio di mercoledì l'apertura ufficiale dell'Assemblea. E il Papa ripete spesso: la fede resta sempre giovane quando ci si apre alla missione. E noi dedicheremo gran parte della rubrica di quest'anno proprio a raccontare l'esperienza giovanile in missione. Lo faremo attraverso il racconto dell'esperienza di un campo estivo di ragazzi italiani e francesi in Costa d'Avorio. Parleremo di giovani medici in missione attraverso l'operato di Medici Senza Frontiere. E poi, come sempre, racconteremo le situazioni in varie zone del mondo, dalla Siria a Cuba, che conosciamo bene perché c'è la missione interdiocesana, al Burundi, alla Repubblica Centrafricana, al Sud America e così via. E a proposito di età anagrafica, nelle prossime puntate avremo anche una anziana di 84 anni di Lavagna che ha deciso di spendere parte del proprio tempo in missione in Burundi. E allora è proprio vero che la missione rende giovane il cuore. Allora vi lascio alla visione del documentario realizzato da Missio Italia e con la nostra rubrica ci ritroviamo mercoledì prossimo. Buona visione e buona serata a tutti, arrivederci. Giovani per il Vangelo è lo slogan della giornata missionaria mondiale 2018. Si tratta di una iniziativa della Fondazione Missio che in Italia rappresenta le pontificie opere missionarie. Per quale motivo si è scelto di dedicare il tema della giornata missionaria ai giovani? Lo spunto viene offerto innanzitutto dalla celebrazione del Sinodo per i giovani voluto da Papa Francesco. Ma poi è importante ricordare che in occasione della giornata missionaria Papa Francesco ha deciso di rivolgere il tradizionale messaggio alle giovani generazioni e in questo modo ha comunicato anche al popolo di Dio. Qui siamo a Mapendo House, nella diocesi di Butembo Beni, al nord Kivu, dove ci sono tante guerre e tanti rapimenti, però si vive anche bene, gente che prega molto, che vive bene, che rispetta anche molto. L'attività di Mapendo House qui accogliamo i bambini di strada, i bambini che hanno fuggito da casa oppure che sono stati abbandonati, oppure le guerre. Qui sappiamo che è una zona molto calda, quindi spesso volte i ragazzi sono lasciati così. Qui siamo nella parrocchia di Kitatumba, dove sono religiosi assunzionisti
che lavorano essenzialmente per l'annuncio del Vangelo che va insieme con lo sviluppo. E per questo che siamo impegnati molto nell'educazione della gioventù. Siamo in Etiopia, in una località chiamata Soduabala. Questa parrocchia è stata avviata da Padre Franco. Qui siamo nella scuola. Quando Padre Franco è arrivato qui, nei dintorni non c'era neanche una scuola. Questa è la casa famiglia della parrocchia cattolica di Adabba. La parrocchia di Mapanda è una parrocchia che è il frutto di una divisione di una parrocchia precedente che si chiama Usokami. Era una parrocchia molto grande di 18 villaggi, era la parrocchia da dove dal 1974 i preti della chiesa di Bologna sono in servizio. Sono Anna Chiara Bucci e qui in Tanzania svolgo il servizio civile con il CMSR, il Centro Mondialità e Sviluppo Reciproco, che è un ONG di Livorno. A Dodoma ci occupiamo soprattutto del sostegno a distanza. Siamo nella città di Buenos Aires, nella periferia della città di Buenos Aires. Siamo nell'Hogar di Cristo Gaucho Antonio Gil. Sono parroco della parrocchia di Cristo Obrero, nel quartiere Padre Carlo Mujica, conosciuta anche come periferia 31 Retiro. È più facile incontrare Dio in questo luogo che in altri luoghi della città. La certezza che abbiamo, scrive Papa Francesco, è che la fede resta sempre giovane quando ci si apre alla missione. Citando l'illuminato magistero del suo predecessore, San Giovanni Paolo II, Papa Francesco ricorda che la fede si rinvigorisce quando si vive la missione da protagonisti. La missione dunque non è una questione, come dire, anagrafica. Si tratta di coltivare sempre e comunque un cuore aperto all'alterità, al mondo, un cuore capace di amare e di essere amato, affermando e testimoniando i valori del regno. Chi incontra il Signore ha un cuore sempre giovane. Il Signore ha avuto sempre un cuore giovane, cioè un cuore che sogna sempre, un cuore che sogna sempre a dare, a fare vivere. E quindi prima incontrare il Signore, quando si incontra il Signore tutto è più facile donare, e anche perché quando si dona si riceve, però ci vuole un cuore sempre giovane. Non c'è l'età che possa dire 80 anni non posso più andare, no, il cuore rimane sempre giovane se si vuole, e però con la grazia di Dio il cuore rimane sempre giovane. Per essere capace di evangelizzare bisogna avere un cuore giovane, per essere anche vicino a loro, per capire loro, per sentire come loro, bisogna avere un cuore giovane. Stando in questa parrocchia e lavorando soprattutto con loro, questi ragazzi della casa famiglia, si impara e si cresce nel servizio. Facendo della propria vita un servizio, questo ti aiuta a mantenerti giovane dentro, perché facendo un servizio ogni giorno è diverso dall'altro. Certo, questo è faticoso, ma è una fatica che ti mantiene in allenamento, è una fatica che
ti mantiene un po' in qualche maniera in forma, perché ti rimette sempre in gioco e tu devi reinventarti ogni giorno. E quando stavo in Italia, ma anche un po' con loro, no? Quando stavo in Italia e organizzavo le attività estive, il Grest estivo, e vedevo come i giovani che facevano gli animatori erano contenti di quel servizio e la loro gioia era proprio nel fatto che si donavano, che si spendevano, che si mettevano a disposizione. Beh, quando è che una situazione invecchia? Quando si accartoccia, quando si chiude, quando si blocca su se stessa. Quando è che una persona muore? Quando non ha più niente da fare, quando è fermo, muore. Quando non è più utile a nessuno, muore. Ecco, invece il Vangelo ti aiuta a metterti in gioco, a uscire da te stesso, in qualche modo ti mantiene giovane. È come un po' una pianta, mi viene in mente questo esempio, come una pianta, no? Quando è che la pianta non è più giovane? Quando incomincia a non produrre più frutti, a non dare più frutti per gli altri. Così anche un po' la nostra vita, no? Quando uno si acerca a los más pequeños y a los más pobres. Quando uno si avvicina ai più piccoli, ai più poveri, riceve l'annuncio del Vangelo, riceve l'allegria del Vangelo. Como que la Iglesia recupera su razón de ser más profunda, su mística más. La Chiesa recupera la sua ragione più profonda, la sua mistica più profonda. Pensando di fare del bene alla società, al mondo, è la Chiesa quella che riceve un bene maggiore, perché recupera lineamenti evangelici. Perché recupera rasgos evangélicos, ¿no? Tutte queste ricchezze ci fortificano nella vita sacerdotale in mezzo a tanta ingiustizia, dolore, morte, droga e altre cose che esistono nel quartiere. Tuttavia la forza della fede, della speranza di questo popolo semplice è più grande delle difficoltà. Il Vangelo ci rende giovani perché è una notizia nuova, sempre. Non possiamo mai dire che la parola di Dio è una parola di Dio vecchia, è una parola di Dio passata, è una parola di Dio che non porta più novità. Se la leggiamo veramente con intensità e penetriamo la verità del Vangelo, è sempre una cosa nuova, è sempre una cosa che ci rinnova all'interno e ci dà sempre una novità e una gioia nuova. Per questo rende giovane il Vangelo. Se leggi il Vangelo non ti puoi stancare. E se lo leggi superficialmente dici sì, questo l'ho già letto, basta. Ma se continui a leggerlo, a penetrare la sua verità, questa è sempre una fonte nuova di gioia e anche di giovinezza, possiamo dire. Nel suo tradizionale messaggio Papa Francesco ricorda ai giovani che l'occasione del Sinodo consiste proprio nel riaffermare la loro vocazione, quella di essere discepoli del Signore. D'altronde, a pensarci bene, il Signore non chiama tanto per il gusto di chiamare, ma per affidare una missione. E proprio perché la vita è una missione, è importante che vi siano uomini e donne di buona volontà, capaci di annunciare e testimoniare la buona notizia nelle frontiere, nelle periferie del nostro tempo, che non sono solo geografiche ma anche esistenziali. Dunque, proprio perché la messe è copiosa, come credenti non possiamo rimanere con le mani in mano. Forse mai come oggi è necessario gridare dai tetti la buona notizia. Se da una parte vi è la certezza che il Signore continua a chiamare, è evidente che in questi ultimi anni abbiamo registrato un calo delle vocazioni missionarie ad gentes. Vi basti pensare che nel 1990 i missionari e le missionarie italiane in giro per il mondo erano circa 24.000, oggi sono 8.000. Si tratta di un dato che non va valutato solamente in termini aritmetici, non è solo questione di numeri. Mai come oggi la messe è tanta e gli operai sono pochi. E dunque è necessario che le nostre comunità siano generose
perché la fede si rafforza donandola. La mia famiglia era protestante e io sono diventato cattolico grazie ad una signora che mi ha invitato ad andare alla chiesa cattolica. La mia vocazione è iniziata quando ero in seconda media, ma arrivato al diploma di maturità volevo cambiare, volevo sposarmi. Per entrare in seminario era necessario prendere dal 2 in su. Io ho chiesto al Signore, per piacere, non farmi avere questo voto, fammelo avere più basso, perché non voglio più diventare prete. Io non ero bravo come gli altri, ma loro hanno preso un voto più basso, mentre io ho preso 2. A quel punto mi sono detto, chi sono io per dire no al Signore? Lui mi sta cercando. Quindi quel giorno ho deciso di entrare in seminario e diventare prete. And to become a priest. Ho capito che la vocazione non dipende da noi. Non siamo noi a decidere, è Lui, il Signore che cerca le persone e decide. Quando ero ancora aspirante, non avrei mai pensato che un giorno sarei stato un candidato dei fratelli, di voler diventare un fratello. Crescendo nella mia parrocchia si diceva che i fratelli devono occuparsi dei preti, devono occuparsi dei campi, devono servire i preti. E quindi mi dicevo che io non sarei stato al servizio di un altro, non sarei diventato un fratello, no, pensavo di diventare prete. Je pensais aussi être prêtre. Ma è stato durante la professione dei voti perpetui di un fratello comboniano che, alla cerimonia, che mi è piaciuta molto, c'era il provinciale e mi ha detto: da noi, dai comboniani, i fratelli e i padri sono uguali. Non ci sono differenze, i preti non sono superiori ai fratelli. Tutto questo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto anche lo stile di vita che c'era, quindi ho deciso di diventare fratello. Comboni diceva, se avessi 1000 vite le consacrerei all'Africa. E io ho trovato delle persone che si occupano di noi, quindi io devo restituire quello che ho ricevuto. Ho incontrato delle persone che mi hanno parlato dei fratelli, mi hanno detto, i fratelli comboniani evangelizzano con i loro atti, con le loro azioni. Quindi anch'io, come giovane, per prepararmi a questa vocazione, ho fatto pratica di falegnameria e mi sto specializzando nell'edilizia. Così, se sarò ben preparato, potrò insegnare agli altri come costruire. Un momento fondamentale per la mia vocazione furono proprio gli esercizi spirituali che io feci ancora proprio da ragazzo nella mia parrocchia, guidati dal mio parroco. Avevo 12 anni e quello fu il momento in cui intuii che la mia vita doveva avere un senso, non poteva essere una vita a caso. Il primo fascino è stato verso la figura di Gesù e poi l'esperienza anche pacificante di essere nelle mani di una madre che si chiama Chiesa. Un altro momento importante è stata una crisi adolescenziale nella quale mi sono detto: ma perché io devo credere quando tanta gente non crede? Non ho trovato la risposta se non nel dire forse quella fede che ho ricevuto non posso e non devo tenerla per me, ma proprio portarla a chi ancora non ha avuto il dono di conoscerla. Forse c'è qualcuno che il Signore vuole attirare a sé attraverso anche la mia umanità. Il sì che ho detto quando il Vescovo mi ha chiamato e mi ha chiesto di dare una decina di anni della mia vita qui, lo metto qui dentro, lo metto dentro al sì principale che dissi
davanti al vescovo e alla chiesa nel giorno della mia ordinazione. Non mi sembrava, diciamo, coerente con il mio sì fondamentale, quello di dire no, però soltanto dentro certi limiti. Far scoprire la vocazione a un giovane è far scoprire la bellezza di praticare il Vangelo nella propria vita. E questo è quanto, cioè, possiamo dire tante parole, ma io penso che questo qui sia il succo. Ho incontrato il Signore nel Vangelo e adesso cosa devo fare? Per cui negli Atti degli Apostoli ci sono tante volte i primi cristiani che dicono a San Pietro: cosa dobbiamo fare? Per cui il giovane appunto si deve chiedere: cosa devo fare per vivere il Vangelo? Ho ricevuto una notizia, ho ricevuto una bella cosa e adesso cosa devo fare? Per cui la vocazione è proprio questo, capire cosa devo fare per mettere in pratica quella notizia che ho ricevuto, quella bella notizia che ho ricevuto. Quest'anno con i miei compagni di corso ho compiuto 25 anni di sacerdozio. Di questi 19 li ho passati lavorando in questo quartiere, nel quale ho appreso molto e continuo ad imparare molto dalla gente, dal popolo di Dio, dalla sua fede semplice, i suoi valori belli come la solidarietà, la famiglia. Dove si mangia in due, si mangia in tre, si dice. Questa è una caratteristica del nostro popolo semplice, con la quale noi ci stiamo alimentando e facciamo crescere la nostra vocazione. Abbiamo l'eredità che ci hanno lasciato i preti che ci hanno preceduto, come il padre Mujica, che visse in questo quartiere. Apparteneva ad una famiglia molto facoltosa, non era di una famiglia umile. L'incontro con questo popolo povero lo trasformò, lo convertì e diventò un uomo nuovo. Lui diceva che bisogna aiutare la gente ad alzarsi in piedi perché non perda la sua dignità. Tutta questa attenzione iniziò con Papa Francesco, quando era Cardinal Bergoglio. Durante l'epoca in cui il Cardinale Bergoglio era nostro arcivescovo, ci diede come priorità l'accompagnamento nelle periferie, nominando molti parroci nei quartieri più poveri e lontani. La Chiesa doveva accompagnare, uscire, non chiudersi nelle comunità, ma uscire, andare nelle periferie, diceva Bergoglio. Hacia afuera, las periferias, como decía Bergoglio. Querido Francisco. Caro Francesco, siamo qui nel quartiere del Retiro Padre Mujica, siamo qui con gli anziani. Quest'anno, il 5 aprile, si compiono 10 anni che voi, caro Francesco, benediceste questa casa intitolata Negro Manuel. Per questi 10 anni di questa casa, con gli anziani, le mandiamo un saluto grande. Le diciamo grazie e le diciamo che preghiamo tutti i giorni per lei. Grazie, Francesco. Quando navighiamo in internet, sfogliamo i giornali, ascoltiamo la radio, guardiamo il piccolo schermo, ci rendiamo conto che viviamo in un mondo che davvero ha bisogno di redenzione, perché ci sono ingiustizie, sopraffazioni, situazioni rispetto alle quali sperimentiamo spesso la nostra impotenza. Pensiamo alla guerra in Siria o a tutte le situazioni di povertà che attanagliano per esempio l'Africa subsahariana, per non parlare della crisi anche economica che colpisce l'Europa, il vecchio continente. Di fronte a quello che è il palcoscenico della storia contemporanea, i cristiani, i missionari devono innanzitutto e soprattutto, facendo tesoro dell'incontro con Gesù Cristo, annunciare e testimoniare la buona notizia. E tutto questo innesca un meccanismo di trasformazione per contagio. E questa è la parola magica che usa Papa Francesco. Questo contagio è determinato dall'ascolto attento della parola di Dio, dalla preghiera, dalla contemplazione, dalla forza di amare, nella consapevolezza che nella vita c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Essere cristiani in questa prospettiva significa essere segni di contraddizione. Si dice spesso, guardando soprattutto ai migranti che vengono dalla sponda africana, che dobbiamo aiutarli a casa loro. A dire il vero, il mondo missionario questo lo sta facendo da secoli, ma è evidente che bisogna andare al di là di un atteggiamento paternalistico.
smetterla di pensare che siamo solo benefattori nei confronti dei poveri. Più si dà al Signore, più si riceve tanto. Io vorrei che i giovani venissero a vedere anche gli altri giovani che soffrono. Magari loro sono più fortunati, hanno avuto papà e mamma, hanno tante belle cose e comodità, ma qui ci sono i giovani alla loro età che soffrono tanto, che vivono in mezzo alla strada, e se possono anche loro venire, perché no? Li aspettiamo, i ragazzi hanno bisogno di loro, hanno bisogno di conoscere anche più gente. Poi se qualcuno vuole anche rimanere, perché no? Il posto c'è per tutti. J'ai fait l'apostolat chez les Amis di Cristo, noi communément appelés enfants de la rue. Io faccio apostolato con gli Amici di Cristo, chiamati comunemente bambini di strada. Possiamo dire che i giovani che sono qui collaborando con noi cercano di imparare a gestirsi. Non saranno qui per sempre, sono qui per una formazione che permetta loro di ricollocarsi nella società. E quindi imparano anche un lavoro, come ad esempio l'imbianchino o altre cose. Ci sono tanti gruppi armati, soldati, guerrieri che vengono qua per reclutare i giovani. E per risolvere questo problema noi abbiamo pensato che è la domanda anche degli abitanti di questo villaggio di costruire una scuola. I giovani che non hanno lavoro, non hanno studiato, quando sono reclutati accettano, anche se non vogliono andare in questi gruppi guerrieri, ma soltanto per avere un po' di soldi. I giovani che finiscono i loro studi, quando i capi guerrieri vengono per reclutarli, non accettano, perché hanno un lavoro. Quando ha un lavoro non può accettare andare nella foresta dove c'è una grande sofferenza. È per questo che noi vogliamo educare i giovani, costruire questa scuola per risolvere questo problema. Lavorare per la pace nella Repubblica Democratica del Congo e costruire le scuole. Prima della costruzione del ponte, durante la stagione delle piogge, la gente non poteva passare da quella sponda a questa e viceversa. Molti studenti non potevano passare. Molti sono stati portati via dal fiume. Altri hanno perso i libri, le penne, i vestiti. Molti cristiani non potevano venire in chiesa. Avendo visto la situazione, padre Leonardo ha progettato di costruire questo ponte. Il ponte è intitolato a Monsignor Andrea Mariano Magrassi, il vescovo che ci ha mandato padre Leonardo in Etiopia. Noi siamo molto riconoscenti, padre Leonardo, e soprattutto siamo riconoscenti nei confronti della gente di Bari. Grazie. I giovani qui chiedono di saper leggere il Vangelo e di avere quella bella notizia del Vangelo, perché vedono altre persone che veramente sono contenti e loro molte volte sono schiacciati da tanti problemi e difficoltà, per cui
la sensazione che tante volte vengono a parlare, vengono a chiedere, vengono perché hanno bisogno di un aiuto, hanno bisogno di speranza. Il Vangelo bisogna leggerlo, ma bisogna anche praticarlo, per cui praticare il Vangelo attraverso la carità. Stiamo chiedendo ai giovani che si impegnino anche in attività di carità. Senza la carità il Vangelo non ci può essere. Sono originaria dell'Albania e ho scelto di fare il servizio civile in Tanzania e per diversi motivi, ma uno di questi è ridare l'aiuto che ho ricevuto quando ero bambina. Questi 5 mesi per me sono stati una trasformazione, un accettare e un conoscermi meglio, nel condividere tantissime esperienze forti. In Etiopia, come penso anche nel resto dell'Africa, normalmente tra di loro sono molto affiatati, ma all'interno del loro gruppo, del loro clan, della loro famiglia. Qui invece sono stati costretti dalle circostanze, proveniendo da famiglie diverse, a ritrovarsi insieme, e questa è una cosa molto interessante perché vivono insieme, si vogliono bene, si aiutano l'un l'altro, non fanno servizi l'uno all'altro, e questo è Vangelo vissuto, senza troppe prediche, no? Mettono in pratica il Vangelo. Da questo vi riconosceranno, se vi amerete gli uni gli altri. Quando arrivano noi li riceviamo. È Gesù che viene e noi dobbiamo accoglierli, abbracciarli, curarli, ascoltarli senza pregiudizio. A volte se ne vanno perché sono dipendenti dalle droghe, ricadono, però poi ritornano sempre, perché sanno che questo luogo è un luogo per loro, dove qualcuno si occupa e si preoccupa di loro. Giovani per il Vangelo. Ma cosa significa Giovani per il Vangelo? Beh, sicuramente significa, traduce un po' l'impegno, la volontà di tanti giovani, ragazze e ragazzi che ancora oggi decidono di mettere la propria vita al servizio della parola di Dio, in quel servizio di evangelizzazione, di trasmissione della buona notizia. Ma Giovani per il Vangelo significa anche lasciarsi toccare dalla parola di Dio. Un annuncio che in qualche modo va a rompere gli equilibri della quotidianità, va a scardinare quelle porte chiuse della nostra quotidianità e rende nuove tutte le cose. E inevitabilmente lasciare entrare il Vangelo nella propria vita significa tornare giovani, riportare alla luce l'entusiasmo che potremmo aver perso. Il bene comune dunque non può essere inteso come la sommatoria dei beni personali. Non è il bene di qualcuno, del più forte, che deve essere imposto al resto. E tutto rientra nella cornice della casa comune di cui parla Papa Francesco nella sua bellissima enciclica Laudato Si, nella consapevolezza che l'umanità del terzo millennio ha un destino comune. Essere dunque cristiani, missionari, significa avere davvero un cuore dilatato sul mondo, capace di abbracciare quelle che sono le istanze dei poveri, le necessità di coloro che vivono, per così dire, nei bassi fondi della storia. Significa essere sale della terra, luce del mondo, fermento di una nuova umanità.